Lo chiamano portierato sociale e l'obiettivo è quello di replicarlo anche nei quartieri. È il servizio a favore degli over 65 in partenza il 26 novembre nella sala Agorà dell'Isra di Borgo Mazzini. Uno sportello informativo ma anche operativo per dare una mano alla fascia più matura della popolazione. Nelle piccole cose, scaricare referti medici oppure lo SPID sullo smartphone, accedere alle varie iniziative o in quelle più significative come le pratiche d'accesso alle residenze per anziani, a promuovere lo sportello ISRA e Anteas. E questo ritengo sia un mezzo per ritornare all'aggregazione, perché uno dei rischi che abbiamo oggi è che gli anziani sono soli, vivono da soli e questa solitudine li porta ad avere scarse relazioni sociali, arriva la depressione e la depressione è uno di quegli elementi purtroppo che alcune volte vanno a scatenare anche la demenza. La popolazione è peraltro sempre più anziana. Nel 2043 gli over 65 in Veneto saranno il 34% del totale, con una crescita esponenziale anche degli over 85, che a oggi sono quasi 3.500. Oggi mantenere gli anziani autosufficienti aiuta tantissimo i servizi e aiuta la persona. Creare un unico punto, ecco il portierato sociale, dove l'anziano o il caregiver insieme all'anziano si recano per raccogliere informazioni, è già un grosso punto di partenza. Cominciamo a lavorare in prossimità, portando i servizi più vicini al cittadino. È un po' sperimentale, ci crediamo, ci siamo affidati alla competenza di ISRA e di Anteas che nel territorio vivono, ma io immagino che possa essere un servizio non solo replicabile, ma anche che può crescere anche grazie ai bisogni che rileviamo attraverso i cittadini che frequenteranno questo portierato sociale. Una sorta di Google per gli anziani, lo ha definito il sindaco Mario Conte, non digitale evidentemente, ma analogico, anzi umano. Lo sportello sarà aperto 4 giorni la settimana, le mattine del martedì e del giovedì, i pomeriggi del mercoledì e del venerdì. Allo sportello volontari con specifiche competenze, ma non solo. Abbiamo scoperto per esempio che avere un legale in ufficio che viene settimanalmente aiuta le persone anche sul versante legale, perché molte volte uno o va in uno studio e apre una pratica con uno studio di avvocati, oppure trova informazioni da noi che non gli costano niente perché l'avvocato è gratuito, ma alla fine si fa un'idea se deve o no fare determinate cose in un certo modo. Ma la presa di responsabilità verso gli anziani, molti quelli che vivono soli, deve essere collettiva, conclude il presidente Michelon. Se su un condominio tutti adottano un anziano o 2 anziani, ecco, il lavoro diviso in tanti pesa meno per tutti ed è un lavoro fondamentale per tenerli nella loro residenza e farli sentire anche importanti.